Buonasera. Sul ponte di Vidoro una mamma di 32 anni si è lanciata nel vuoto con il figlio di 1 anno e mezzo. La donna è morta sul colpo, il piccolo vivo per miracolo. Vedelago, dove mamma e figlio vivevano sotto shock. Il pensiero è per il bimbo ancora ricoverato al Cafoncello, ma non in pericolo di vita. Voglio pensare ad un ultimo gesto di protezione della mamma, dice l'assessore Ceccato. Peluche, fiori e candele per ricordare il piccolo Massimiliano, ucciso ieri dal papà che poi si è tolto la vita. Sindaco e parroco accanto ai nonni e alla mamma del bimbo. Si stacca una slavina sul Monte Grappa. Timori per possibili dispersi, ricerche in corso da parte dei vigili del fuoco e della squadra valanghe. Il 21 febbraio 2020 la certezza della presenza anche in Veneto del coronavirus. La prima vittima a Vo, diventato il simbolo della pandemia. Stamane cerimonia per ricordare le vittime. 12 mesi in trincea per gli operatori della sanità trevigiana. Un anno difficile, una guerra, l'ha definita direttore generale Francesco Benazzi. L'anno del virus, stasera alle 21:15 su Antenna 3 il documentario realizzato da Media Nord-Est per ripercorrere i 12 mesi che ci hanno cambiati per sempre. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, buona domenica e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Una provincia di Treviso sotto shock per 2 tragedie che si sono consumate a poche ore di distanza l'una dall'altra. Ieri vi abbiamo raccontato di quanto accaduto a Castello di Godego con quel papà che ha ucciso il suo bambino di 2 anni e mezzo e poi si è tolto la vita. Ebbene, poche ore più tardi sul ponte di Vidor una mamma ha preso in braccio il suo bimbo e si è lanciata nel vuoto. Questo almeno la ricostruzione da parte dei carabinieri che stanno indagando. La donna è morta sul colpo, il bimbo invece, vivo per miracolo, non è in pericolo di vita. È difficile in questo momento trovare le parole giuste per dire quello che stiamo provando e per spiegare quello che è successo, perché credo che siano davvero una tragedia inspiegabile. È una comunità, quella di Vedelago, che fatica a credere a quanto accaduto ieri sera a qualche chilometro di distanza da qui, a Pederobba, sul ponte di Vidor. Una tragedia che si è consumata intorno alle 19:30 quando, secondo la ricostruzione dei carabinieri di Montebelluna che si stanno occupando delle indagini, una mamma 32enne, dopo aver parcheggiato la propria auto, avrebbe preso in braccio il suo bimbo di 1 anno e mezzo e poi si sarebbe lanciata nel vuoto. La donna era partita dall'abitazione di Fanzolo, dove viveva con il marito, per raggiungere i genitori nella zona di Cairano San Marco per cena, ma là non è mai arrivata. Visto il ritardo, preoccupati i familiari hanno iniziato a chiamarla senza risposte. A quel punto hanno dato l'allarme. Un parente in macchina ha percorso la strada che anche lei avrebbe dovuto fare. Una volta giunto sul ponte di Vidor ha visto l'auto. A quel punto ha chiamato i soccorsi, i primi a raggiungere il posto i carabinieri di Montebelluna e di Pederobba, che hanno visto i 2 corpi stesi sul greto del Piave, quello della mamma da una parte, poco più distante quello del bimbo. I militari, nel tentativo di raggiungerli, hanno cercato di attraversare il fiume. Nel frattempo sono arrivati anche i vigili del fuoco. L'intervento non è stato semplice, alla fine però sono riusciti a raggiungere madre e figlio. La donna giaceva priva di vita, il piccolo invece respirava ancora, con alcuni traumi e infreddolito. Immediato il trasporto al Cafoncello, dove il bambino, che ha una lesione alla gamba, è stato inizialmente ricoverato precauzionalmente in terapia intensiva sotto osservazione e nel pomeriggio trasferito in pediatria. Questo è un grande miracolo e quindi bisogna guardare alle cose buone e quindi un grande in bocca al lupo al nostro piccolo cittadino, che auguriamo appunto una pronta guarigione e saremo pronti ad abbracciarlo appena possibile. Ora spetterà ai carabinieri ricostruire la dinamica e il perché di un gesto simile. Da quanto si apprende sembra che la donna stesse attraversando un momento difficile dal punto di vista psicologico. Una tragedia che ha sconvolto Vedelago, dove ora tutti si stringono intorno al marito in attesa che dal Cafoncello arrivino buone notizie. Parole di cordoglio nei confronti del papà. È un grande in bocca al lupo al bambino, noi saremo sempre presenti. Stamattina e tutta stanotte abbiamo ricevuto davvero tantissimi messaggi dalla nostra comunità che si stringe appunto alla famiglia. Siamo a loro disposizione, quando vorranno lo riterranno opportuno. In questi casi credo che la vicinanza possa essere trasmessa da delle parole e anche dal rispetto di questo momento. Voglio pensare ad un gesto estremo di protezione da parte della mamma, così l'assessore di Vedelago Fabio Ceccato parlando del piccolo vivo nonostante la caduta nel vuoto. Questo sta di miracolo e fa capire anche che a volte ci sono altre
potenze in gioco che tengono vive le speranze. Miracolo e speranze sono le due parole che, come il sindaco Andretta, anche l'assessore Fabio Ceccato utilizza pensando alla tragedia sul ponte di Vidor di ieri sera. La speranza che il piccolo di 1 anno e mezzo, ora ricoverato al Cafoncello, possa presto tornare a casa tra le braccia del suo papà. Un miracolo, o forse qualcos'altro, ha protetto il bambino in quella caduta nel vuoto. Voglio pensare anche ad un gesto estremo di protezione da parte della mamma. L'assessore Ceccato conosce bene questa coppia che qualche anno fa si era unita in matrimonio prima di vivere la gioia più grande, l'arrivo del loro piccolo. Nulla faceva presagire un epilogo così tragico che ha sconvolto tutti. Sempre stata una famiglia molto solare, molto disponibile, quelli che si dicono proprio delle belle persone, delle brave persone. Per ora sindaco e assessore non hanno incontrato i familiari, chiusi nel loro dolore per la scomparsa di questa giovane mamma e con la preoccupazione per le condizioni del piccolo. Mi sono fatto sentire attraverso anche gli amici, i miei familiari, e posso solo aggiungere che un grosso abbraccio. Da Vedelago a Castello di Godego, altro comune ancora sconvolto per la morte del piccolo Massimiliano, 2 anni e mezzo, ucciso dal papà che poi si è tolto la vita. Dei lumini, 2 peluche, una piantina con una lettera indirizzata al piccolo Massimiliano. Qualcuno nelle ultime ore ha lasciato questi oggetti accanto al primo mazzo di fiori depositato sotto la finestra dell'appartamento dove ieri mattina si è consumata la tragedia. La porta del terrazzo, dalla quale i soccorsi sono entrati, è stata chiusa con delle assi di legno. Accanto, una finestra lasciata in ante e ribalta, segno di una normalità che non c'è più. E Castello di Godego è un paese sotto shock per la morte del piccolo Massimiliano, soffocato da papà Egidio che poi si è tolto la vita. Un dramma che stamattina è entrato nella messa domenicale durante l'omelia di Don Gerardo. Che è un momento di grande difficoltà, di oscurità per la nostra comunità. Quando capitano vicende di questo tipo siamo disorientati. In queste ore Don Gerardo è stato vicino ai nonni e alla mamma di Massimiliano, provati per un dolore così grande. Abbiamo pregato insieme, ci racconta. Accanto ai familiari da subito anche il sindaco Parisotto. I genitori di Egidio non riescono a capacitarsi di quello che è successo. Sono molto preoccupati anche per la moglie di Egidio, perché povera adesso rimane da sola e quindi cercano di fare più famiglia possibile. Un dolore inconsolabile che ha travolto anche il fratello di Egidio, il primo a scoprire i 2 corpi senza vita. Si è trovato una scena veramente agghiacciante quando è entrato nell'appartamento e ha visto il fratello che era per lui un riferimento. Egidio ha lasciato sul tavolo una lunga lettera, 4 fogli nei quali avrebbe spiegato il perché del suo gesto, sembra legato alle preoccupazioni e al dolore per un disturbo cognitivo diagnosticato appena qualche settimana fa al figlio. Nella missiva, usando termini tecnici, l'uomo avrebbe parlato della patologia, lasciando poi una sorta di ultime volontà testamentarie. Parlando un po' anche con i genitori, mi hanno confidato che era preoccupato perché il bambino avrebbe dovuto affrontare una vita un po' impegnativa se l'autismo fosse stato confermato. È un gesto veramente inspiegabile da chi conosceva Egidio. C'è la tragedia, c'è un atto di grave responsabilità che appartiene ad un padre nei confronti di un figlio. Forse bisogna comprendere però anche quello che ha abitato il dolore di questo padre, no? Che si è trovato di fronte ad una tragedia nella quale paradossalmente lui intendeva mettere al riparo il figlio, ma non è un mettere al riparo. Nelle prossime ore potrebbe essere conferito l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo di padre e figlio. Poi, per la famiglia, sarà possibile dare l'ultimo saluto a Egidio e Massimiliano. Un dramma che potrebbe essere figlio, spiega Don Gerardo, di questo periodo condizionato dalla pandemia. Non ci rendiamo conto dell'altro male che serpeggia invisibile senza che ce ne rendiamo conto. È un male interiore, un male psicologico, un male spirituale. La notizia del bimbo strangolato dal padre suicida è lacerante, dolore senza fine per questa vicenda che mostra drammaticamente come la sfida che coinvolge noi tutti sia monitorare, fare rete sui territori per individuare le situazioni di sofferenza, potenziare la rete dei servizi per non lasciare solo nessuno. Così il ministro per le disabilità Erika Stefani: di fronte alla disabilità e alla malattia le famiglie devono avere la certezza di essere sostenute attraverso la progettazione di interventi condivisi ed erogati con continuità
unità progettuale che va dai territori al governo centrale, continua il ministro. È in questo contesto che intendo garantire il massimo coinvolgimento delle associazioni. Nessuno ha la bacchetta magica, ma oggi più che mai occorre far emergere le aree di sofferenza che rischiano di sfociare in drammi, conclude il ministro Stefani. Quest'anno di pandemia ha portato ad aggravare una patologia come la depressione, che in alcuni casi può portare anche a gesti estremi, spiega lo psicologo Michele Canilla. Questo periodo di pandemia, con le limitazioni, l'impossibilità di riallacciare rapporti con altre persone, la solitudine sta peggiorando, patologie come la depressione. Stiamo riscontrando un certo aumento di sintomi gravi, ad esempio nelle depressioni, perché è una categoria di persone che sta già soffrendo, e quindi il fatto di prolungare ancora di più un periodo di solitudine, diciamo, dal punto di vista sociale, non fa che aggravare e gravare proprio sull'anticipazione, no? Cioè sul guardare avanti. Quindi il modo in cui anticipiamo gli eventi, se già è un po' deficitario, è un po' difficoltoso, chiaro che ha due scalini in più da fare in questa fase. A spiegarlo è lo psicologo Michele Canil. Il malessere generale, questo perdurare di un periodo che non sembra avere una fine, nelle persone più fragili può diventare pericoloso. Spesso si è portati a giudicare chi compie gesti simili senza pensare al dolore che c'è dietro. Abbiamo anche bisogno, tutto sommato, di difendere diciamo una sorta di morale spesso, no? Perché il gesto è talmente drammatico, se pensiamo all'innocenza di un bambino o alle modalità con cui a volte accadono questi fatti di cronaca, è chiaro che c'è una reazione di paura e quindi di repulsione, e il giudizio talvolta aiuta, diciamo, però non è sufficiente. Almeno per quanto riguarda noi operatori del settore bisogna andare ben al di là del giudizio, interrogarci sul quanto siamo diciamo attivi, proattivi, bravi nel fare una prognosi. Situazioni potenziali ve ne sono tante, dobbiamo creare, dice, delle sinergie tra pubblico e privato per affrontare queste problematiche. Una slavina del fronte di 50 metri per un'altezza di 3 si è staccata nel pomeriggio intorno alle 17 sul Monte Grappa, nei pressi del rifugio Bassano, in località Forcelletto di Cismon del Grappa. Siamo ai confini tra le province di Vicenza e Treviso. Sul posto sono impegnate squadre dei Vigili del Fuoco da Vicenza e Treviso insieme alla squadra valanghe di Belluno con il soccorso alpino per escludere l'eventuale presenza di persone sotto la neve. Proseguiranno anche con il buio queste ricerche. Il comprensorio montano risultava oggi molto affollato di escursionisti giunti fin dalla prima mattinata. Da quanto si apprende, la slavina sta creando disagi anche la circolazione, con molte auto bloccate a nord del fronte della valanga e che probabilmente saranno dirottate su altri fronti, tra cui quello trevigiano, per poter far rientro nelle proprie residenze. E siamo adesso alla pagina dedicata a questo anno di coronavirus, ma iniziamo con i dati di oggi, con il bollettino di Azienda Zero sulle positività di queste ultime ore nella nostra regione. Sono 122 i nuovi positivi rispetto al report della mattinata. Complessivamente nelle ultime 24 ore nella nostra regione si registrano 558 nuovi positivi, 9 i decessi che si registrano in Veneto nelle ultime 24 ore, nella Marca Trevigiana 137 i positivi, sempre nelle 24 ore non risultano decessi invece, quindi una buona notizia. E il 21 febbraio del 2020 arriva la certezza della presenza anche in Veneto del Covid-19, la prima vittima a Vo, Adriano Trevisano, un anno terribile, e proprio da Vo, dove oggi si è svolta una cerimonia per ricordare le vittime, tutto il Veneto vuole ripartire lanciando un messaggio di speranza. Un uomo non muore mai se c'è qualcuno che lo ricorda. Sono parole del poeta Ugo Foscolo incise sulla targa posta sotto l'ulivo piantumato in questo 21 febbraio 2021 a Vo. Un segno in memoria di tutte le vittime della pandemia Covid-19. Questo ulivo è stato messo a dimora proprio in questa rotatoria, che è un importante snodo per il comune di Vo, a memoria appunto di quanto è successo, ma anche per fare in modo che tutte le persone, una volta arrivati qua,
abbiano a mente che si può fare e si deve fare ancora tanto per sconfiggere questo virus. Il 21 febbraio 2020 la prima vittima del Covid a Vo, Adriano Trevisan, la certezza dell'arrivo anche in Veneto della pandemia. A un anno di distanza Vo, comune rosso, comune blindato per settimane, comune da cui è partito lo studio della diffusione del virus, diventa così esempio di volontà di rilancio, rinascita per tutta la regione e si costella di simboli e segnali di unione, comunità, partecipazione e forza. È passato un anno da quando qui a Vo si è accesa la prima spia, la prima lampadina dell'emergenza coronavirus in Veneto, una spia seguita poi da tantissime altre lampadine in tutto il Veneto. Adesso la luce che vediamo è quella probabilmente in fondo al tunnel, è quella delle vaccinazioni, è quella dei lockdown selettivi, è quella di un nuovo mondo che potremo presto raggiungere. In mezzo c'è un anno di buio, un anno con il quale comunque dovremo fare i conti prima o poi. In piazza questo cuore tricolore realizzato all'uncinetto dalle volontarie della De Leo Found. È un simbolo chiaramente di partecipazione, di solidarietà, di impegno, è un lavoro fatto all'uncinetto, è un simbolo di impegno, di competenza, di abilità che è un po' quello che ci aspettiamo dalle strutture che ci governano, no? Perché sotto una guida competente e abile possiamo anche superare, soprattutto se stiamo tutti assieme, queste enormi difficoltà. Difficoltà che non sono ancora superate, i numeri purtroppo quotidianamente lo confermano e in vista di un possibile nuovo lockdown di cui si sta tanto parlando in questi ultimi giorni, è proprio dal mondo medico-scientifico che arriva un forte appello al senso civico di tutti, alla serietà, all'impegno della gente e della politica. Se la gente avesse il senso civico di portare la mascherina, evitare gli assembramenti e quindi aiutare il suo vicino a non contaminarsi, potremmo evitare il lockdown. Certamente se viene meno questo senso civico, soprattutto dove si creano dei focolai particolari con le nuove varianti, un isolamento selettivo. Vediamo un focolaio, isoliamo molto bene quel focolaio. Come è successo a Vo, come succede adesso con la provincia di Perugia. Sono anche convinto che noi scienziati possiamo dare delle indicazioni scientifiche, ma poi la politica deve mediare tra le indicazioni scientifiche e le indicazioni o le necessità della vita, della produzione, della formazione, della scuola, dei trasporti e anche le risorse. E i carabinieri per primi, insieme ai medici, hanno iniziato questa battaglia. Il tenente colonnello Marco Turrini oggi a Treviso, l'anno scorso era in servizio ad Abano Terme, a Vo. Abbiamo cercato di stare sempre a fianco della popolazione, ci racconta. In prima linea i camici bianchi, assieme a loro i carabinieri. Il 21 febbraio per i militari dell'Arma è iniziata un'opera importante, quella di aiutare e sostenere la popolazione di Vo, diventata da subito zona rossa. È iniziata una vera e propria battaglia contro un virus che fino ad allora era sconosciuto. Ci siamo trovati di fronte alla necessità di dover gestire un'emergenza del tutto nuova, per certi versi ignota, e quindi da subito ci siamo confrontati con i sanitari che vedevamo al di là di quelle vetrate appunto dell'ospedale di Monselice di Schiavonia. Abbiamo condiviso quegli sguardi, quella preoccupazione, però poi ci siamo messi subito al lavoro. La necessità era quella di isolare quella struttura dove si erano verificati i primi casi e quindi garantire che venissero rispettate appunto le norme, le prescrizioni in quel momento. In quel preciso momento è cambiato tutto, la nostra vita, le nostre abitudini, ma anche le certezze. I carabinieri, che avevano il compito di sorvegliare la zona, delimitare le aree, controllare, non hanno però dimenticato l'obiettivo più importante, quello di stare a fianco dei cittadini. Da un lato c'era l'esigenza di cristallizzare la situazione e garantire quella
quella cinturazione, quell'isolamento, quel cordone sanitario insomma intorno a questa piccola cittadina. Dall'altra c'era la necessità comunque di fare in modo che il più possibile la popolazione potesse continuare alle proprie mansioni quotidiane, quindi poter fare la spesa, poter andare a ritirare una pensione, per i ragazzi poter fare i compiti il pomeriggio e quindi ripeto, la conoscenza profonda del territorio, dato dal fatto che appunto abbiamo a pochi chilometri da Vo avevamo la nostra stazione Carabinieri, ci ha sicuramente facilitato da questo punto di vista. È trascorso un anno da quei giorni, ora i vaccini sono la luce in fondo al tunnel, ma l'emergenza non è ancora terminata e la guardia non va assolutamente abbassata. Non bisogna assolutamente abbassare la guardia, quindi sicuramente c'è il nostro impegno quotidiano, costante con i nostri carabinieri, con le nostre stazioni sul territorio, nel dare informazioni al cittadino, nella verifica del rispetto di quelle che sono le prescrizioni appunto per fronteggiare questa emergenza, che è assolutamente ancora un'emergenza e quindi come tale va affrontata con l'impegno di tutti, con la collaborazione e la condivisione nei fini, insomma. Un anno difficile, una guerra, l'ha definita il direttore generale dell'USL 2, Francesco Benazzi. È stata una guerra, un anno difficile sotto tutti i punti di vista. Quando è stato scoperto il primo caso al Cafoncello, spiega il direttore generale dell'USL 2, Marca Trevigiana, Francesco Benazzi, ci siamo trovati di fronte ad un bivio. Eravamo nell'idea chiudere l'ospedale, che era una cosa traumatica perché è l'ospedale hub di Treviso, oppure tenere aperto isolando ovviamente la geriatria e cercando tutti i contatti stretti che sono avvenuti tra la signora e altri pazienti e anche tra medici e infermieri. Ho scelto questa strada, che era una strada a rischio perché poteva diventare veramente un cluster l'ospedale di Treviso. Ringrazio Dio, ci è andata bene e siamo riusciti a contenere la cosa. Lunedì anche l'ospedale di Montebelluna diventerà Covid free. Benazzi ha poi illustrato una serie di dati. Diciamo che per dare un dato abbiamo fatto oltre 500.000 tamponi nei Covid point e altri 500.000 tra case di riposo e ospedali, cioè siamo a 1 milione di tamponi. Lo dico anche perché dai 30.000 positivi che avevamo adesso siamo a 2.000, quindi voglio dire abbiamo ridotto notevolmente, ma abbiamo fatto 172.080 contatti. Cioè, voglio dire, i nostri contact tracing, i nostri operatori sono arrivati a numeri che sono spaventosi. Sono state assunte 845 persone in più, tenendo presente che sono stati 1.273 gli operatori sanitari contagiati, di cui 749 infermieri, fra i momenti più duri. Il momento più difficile credo sia stata la seconda ondata, nonostante noi fossimo preparati a questo, che il Presidente Zaia e il CTS regionale avesse messo le basi per fare effettivamente un'azione molto importante di contenimento con i tamponi. Siamo stati i primi, poi come Veneto siamo partiti con i tamponi, come dire, io direi quasi a nastro, cioè ogni volta che si individuava una persona positiva venivano fatti i tamponi, poi i Covid point, quindi ovviamente un lavoro fatto a tappeto. Nonostante questo abbiamo avuto ricoveri più della prima ondata. L'aspetto positivo della pandemia è la solidarietà che si è creata fra tutti. La solidarietà di tutti, dall'associazione Per Mio Figlio, che continua a dire è riuscita a tirare su 4 milioni di euro, ma anche la solidarietà che viene da qualsiasi persona, i ragazzini delle scuole che hanno messo via €1 a testa per regalarci l'iPad per la persona anziana che poteva così vedere i propri familiari, cioè veramente una gara di solidarietà. E c'è un aggiornamento per quanto riguarda la slavina caduta nel pomeriggio sul Monte Grappa. È in corso lo sgombero della sede stradale con l'aiuto di una ruspa. Sembra, ripetiamo sembra perché il condizionale in questo momento è d'obbligo, che non vi siano persone o auto sotto lo strato di neve caduto. C'è un problema che riguarda almeno un centinaio di escursionisti bloccati a monte e che hanno trovato riparo nel rifugio che in via eccezionale resterà aperto. È stata autorizzata in via eccezionale l'apertura anche in orario serale, e che quindi potranno stare al caldo e mangiare qualcosa, che sono appunto a piedi e per i quali ora si tenterà una soluzione per poterli fare rientrare nelle proprie abitazioni. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco.
Rieccoci in diretta, sono in fase di ultimazione a Pianezzi i lavori di restauro del Tempio Internazionale del Donatore, chiuso ormai da 4 anni, e in gara per i luoghi del cuore del FAI. La decisione finale del FAI è attesa tra un paio di settimane. Di certo i veneti hanno dimostrato di considerare il Tempio Internazionale del Donatore di Pianezze un proprio luogo del cuore. Luogo peraltro in restauro, da qui la partecipazione all'iniziativa del FAI che porterebbe preziosi contributi. Ma al di là del risultato si confida di poter inaugurare i lavori ormai ultimati per la primavera. Stiamo facendo le ultime rifiniture e contiamo di riaprirlo nei prossimi mesi. Diciamo che rappresenta tutto l'esercito di donatori italiani, non solo donatori di sangue, anche donatori di organi. È un po' il nostro luogo del cuore, dove ci ritroviamo, dove andiamo a riflettere un po'. Così è un biglietto da visita di tutti i donatori nostri. Quello costruito nel 1962 sullo sfondo del Monte Cesen non è il tempio solamente dell'Avis, ma anche di Fidas, Frates, Aido e di tutti i donatori. Racconta un po' anche la storia della donazione. Tant'è vero che è stato creato dai nostri padri in un posto particolare, dove oggi sorge il nostro tempio. Una volta c'era una postazione di cannoni durante la Prima Guerra Mondiale e quindi un luogo di guerra, e da un luogo di guerra, segno di morte e di disperazione, hanno voluto far sorgere questo tempio che è simbolo della vita. Chiuso dal 2017 per inagibilità, la speranza per il 2021 è di farlo tornare protagonista di raduni ed eventi, non appena anche la situazione epidemiologica lo consentirà. Di poterlo rilanciare, anche di rilanciare quello che è il messaggio del dono. Abbiamo sempre bisogno, nonostante il Covid, di persone che donano il sangue, che donano gli organi, e dobbiamo far lavorare i nostri ospedali al massimo della loro potenzialità. Siamo alla consueta rubrica della domenica dedicata agli oggetti della nostra storia. Questa sera sorvoliamo il Piave a Lovadina. Era qua, siccome che da qua e a monte era tutto torrente, era cosate le piccolette. E da qua in giù era navigabile, no? Era dosate le tre, una grande, e portai i pai a Venezia. Ecco perché qui al Piave di Lovadina è sorto il porto degli Zattieri. Dall'alto di una splendida giornata di sole invernale fanno effetto queste acque che, dopo aver attraversato le strette gole montane tra Cortina e Sappada, si allargano placidamente sulle grave di Papadopoli. E qui ci sono ancora le testimonianze di un mestiere unico e pericoloso per chi non amava e conosceva profondamente il fiume. Ma era l'ultimo, il quinto e l'ultimo porto. Chi ferma? Qui siamo conosciuti qua, recuperanti con l'amico, pian piano abbiamo fatto poesia. E abbiamo recuperato sto vecchio porto, ecco la storia che era allora. Oggi del porto degli Zattieri rimangono queste bitte, questa stele commemorativa, ma anche un cantiere abbandonato da tempo. Le belle arti da Padova, per guardare mentre si trova vecchia storia della fondazione del Solargino. Si sa tutto sospiro invece di chiudere, perché neanche per i euro sa tutto. Oltretutto davanti alla banchina è stata gettata un'altra massicciata che continua più avanti, dove campeggia una copia storica di un fascio littorio rubato pochi giorni dopo il suo ritrovamento. Ai tempi del 1933 Mussolini, insomma, per recuperare un po' del terreno, e l'ha fatto che a muraglia qua, no? E dopo l'ha messo a sistema di ogni lavoro che fa Mussolini, e fa sempre a sistema, la sia segno. Stessa storia per l'altra massicciata, dove campeggia lo stemma degli zappatori dell'esercito italiano. Anni io che non so di buono trovare la data, io ho fatto quel tocco là per proteggere il porto qua, no? Io ho fatto quel tocchettino di muraglia là, che ha proseguito per proteggere il porto. Perché va ricordato che qui c'era una sorta di cavana dove i tronchi venivano sciolti per poi essere nuovamente assemblati per la navigazione meno torrentizia del Basso Piave. Storie del fiume sacro e storie che sono la nostra storia. Perché va infine ricordato che uno degli zattieri che arrivarono qui dal Bellunese fondò a Spresiano una delle fabbriche del legno più importanti del XIX secolo, quel Bortolo Lazzaris i cui parchetti veneti ancora oggi formano i pavimenti dei palazzi importanti del potere, come Montecitorio, Madama o il Quirinale.
Abbiamo detto oggi è trascorso un anno dall'inizio dell'incubo Covid in Veneto. Ebbene, stasera alle 21:15 su Antenna 3 andrà in onda L'anno del virus, il documentario realizzato da Media Nord-Est che ripercorre i 12 mesi che ci hanno cambiato per sempre. Il racconto, le voci, i servizi, i momenti più importanti della lotta del Veneto contro il coronavirus. Appuntamento dunque da non perdere questa sera a partire dalle 21:15 su Antenna 3 con il documentario L'anno del virus. Per questa edizione è tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi e buona serata. Lasciati ispirare dai nostri pavimenti e rivestimenti R di bagno. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso. Benvenuti al Meteo. Inizio di settimana ancora con la presenza costante dell'anticiclone, dunque il tempo si manterrà stabile ma non più soleggiato rispetto al weekend. Il dettaglio di lunedì 22 febbraio. Sul Veneto persistono nuvolamenti irregolari, in montagna più sole con cielo sereno al massimo velato, sulle zone pianeggianti invece avremo nubi basse e nebbie che in alcune aree risulteranno anche fitte. Nelle ore pomeridiane non si esclude qualche spiraglio di sole. Temperature senza particolari variazioni, minime tra 2 e 6 gradi, massime invece fino ai 9-12 gradi. Stessa situazione poi se ci spostiamo sul Friuli Venezia Giulia, il cielo risulterà grigio e nuvoloso inizialmente, con il passare delle ore più sole, specie sui monti. Temperature minime tra 5 e 7 gradi, massime invece fino a 9-11 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, ampi spazi di sereno qui con tanto sole ovunque, vedete il cielo sarà al massimo velato e non sono previste piogge particolarmente degne di nota. Temperature minime intorno a 0-3 gradi, massime invece fino ai 12 all'incirca. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Lasciati ispirare dai nostri pavimenti e rivestimenti R di bagno. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso.